come si chiama la manifestazione? La Bastide di Sorres, praticamente è una rievocazione storica di una guerra tra gli spagnoli e gli abitanti dell'isola. Eccolo! Sì. Ma Sebastiano non c'è stasera? Sì. Adesso lo chiamo. Aspetta che... Oppure c'erano fortificazioni militari. Infatti il 90% delle fortificazioni in Sardegna sono state buttate in giù. Perché quando è finita la guerra non sono state più utilizzate. E quindi non venivano, tra virgolette, aggiustate. Non so perché non. E adesso Senza di questo, la cosa è poi cosa è successo? Hanno notato che gli armatori sono diventati sempre più grossi. Sta partendo adesso esci. immagino. Ancora lì. Ancora lì. Vengo un po' stagionato, le spezie a maschera ma non Silenzio! Durante l'interrogatorio l'accusato ha anche dichiarato che in realtà non c'è stato nessun rapporto, era consentito. Allora poi ce l'accusiamo. Guerrero malo. l'ombra che mi Gli aragonesi. Grazie. Sì, per noi è meglio andare là. Ahora estoy viendo que esto no es algo que va a hacer una prestación. Dici che sudavi? Buonasera. Buonasera. A ver, vamos. Venga. Pero mandaba sin protección, no la matada. Alejandro. Sí. ¿Más? No, le va a mandar el otro. Vamos a cambiar el otro escudo que lleven otro. Son negros los dos, qué mala, ¿eh? Es el de embajada abajo. Si sé que puedo apoyarlo y no va a caer tanto. No te caigas, Vi auguro lunga vita. ¿Algún voluntario más? Adesso sta tornando a guardarlo, figurati. Lo faremo, ci abbiamo troppo tempo. Spingilo. Russe, poi ti fa far così la nutrizionista. Devi essere un ferro. 8, 9, 10. Chiamare la gente. Se volete tra un po' c'è lotta a terra, signori. Si stanno preparando gli atleti. Grazie. Ok. Ma io. Tra un po' c'è lotta a terra. Si stanno Trattava diversi tipi di armi, solo questo libro è una cucetta.
tradotto e adattato da un maestro di della scuola italiana, questo libro è scritto assieme al dottor Canino, istruttore di schiava storica, che il ragazzo per agganciare la quello era un po' più avanzato. Quindi cosa fanno questo? Perché legavano i cani insieme una per volte forma, perché di solito i coltelli medievali avevano questa forma. Caccia medievale, scusate. Coltelli alla maliccia. Da una cavalleria per eccellenza, invece della spada. Il palio di Legnano. Quindi già con il nome dicevano loro soldati: attenzione quando lanciamo le pietre con un agro, perché rischi di beccarti un agro in faccia che fa male, come l'asino da un calcio, ok? Questo è un agro sfrutta. Prenotiamo e poi al limite richiamiamo, guarda, poi aggiungere le due persone. Sono d'accordo. Arrivano da qua questi guerrieri o sono... Mamma mia. È quello che ho detto, non puntare nell'arco, per favore. Interessante, eh? Vero? Molto. Molto interessante. Molto, sì. Bello. Sento una donzella del Medioevo. Senti un po' una pulzella di... D'Orléans. Scritta sulla... Dai, Quanto? 150 euro. Cosa, ma cosa? Informati. Sempre io faccia di... Wow. me. Ma era uno sport all'epoca. Era uno sport. Era un'arma di battaglia. Era uno sport per difesa, non è? No, dai, questo c'è. Che pianta più. Caro mio, già una storia del... Passami anche la mia, se là. Schifo, sto facendo. Questa tirata nella schiena Non lasciava scampo, fa un po' male. Attenzione che c'è gente dietro. Nico? Ci vorrebbe la battifreccia che vai Nico. Davide. Oh, non ci riesco! So freddo, non so. No! Sbagliato, Davide, vieni. Sbagliato. Ti iscrivi? Già scritto. Proprio adesso che sta prendendo il sonno. Davide. No, dalle cassette. Cassette in fondo. C'è papà con Gio Giorgio. Buono. Ti senti un po' medievale? Un po' entusiasta mi sento. Un po' Intrudo, tanto che mi riempie. Dei mille colori.
in Spagna. In Italia. Ah, perché un paio di anni in Spagna. Mare. E quindi io gli avevo detto, se vuoi io... Questi sono delle più che ho fatto. Era piccola. Sì, è vero. Cioè, prima... Allora, stiamo entrando nella basilica di San Pietro di Sorres. di Sorres. Una delle più importanti, se non la più importante, chiesa romanica, basilica romanica. Ah. Sono molto saccaggia dentro. Romanico sarda. Cos'è combinato con la Mariangela? Piccola Mariangela sarda. Sì, hai visto? E infatti